Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salutiamo sempre in ascensore, se non sbaglio. Se non sbaglio, non mi ricordo. Ah, che bel fresco, ragazzi. Un altro schiaffo ed è il terzo. Ogni volta che usciamo dal palazzo uno schiaffone ce lo prendiamo. 30. Vediamo cosa dice l'orologio. 33 gradi alle 11 del mattino. Oggi Dubai. Davide è entusiasta al massimo e non vede l'ora di vedere il Burj Khalifa, lo spettacolo delle fontane. Saliamo da Mirko, che piano è? 4. Bravo. Perché Mirko deve offrire il caffettino alla sua amica Rita. Grande Mirko, che mi pensa. Comunque caffettino, ragazzi, e si va a Dubai. 11:29, 32 gradi, si va a Dubai. 35-40 minuti è vicino a Abu Dhabi, Dubai. Andiamo, ragazzi, vi facciamo vedere la ricchezza di Dubai, si può dire? Ce n'è ricchezza a Dubai, Mirko? È una povertà differente, diciamo così. Una piccola pausa per bere un cappuccino freddo, ice cappuccino, e poi proseguiamo verso Dubai, ma ci siamo quasi. C'è un caldo atroce, qui parcheggiano le macchine, lasciano il clima acceso senza problemi, macchina aperta, chiavi dentro, motore acceso, escono. Vi devo dire una cosa che forse non vi ho ancora detto: è considerato Abu Dhabi, o risulta, il paese più sicuro del mondo. Non c'è polizia in giro, non serve, telecamere dappertutto ed è sicurissimo. Ci siamo, ragazzi, un 25-30 minuti a Dubai, quindi alla fine è un'oretta. Comunque iniziamo a vedere lo skyline di Dubai. In Davide cresce l'eccitazione. Sta salendo anche la glicemia per l'eccitazione. Il navigatore ci dice 30 minuti, ma è tutto a rosso, quindi 30 minuti di traffico. Sì, è bellissimo. È pieno. Questo era un tuo sogno, È pieno di Questo era un tuo sogno, Dubai. Sì. Da quando ero piccolo così. Iniziamo a vedere, ragazzi, il Burj Khalifa per dado, torre pazzesca, siamo a 20 km e si vede già in lontananza, non so se si vede nella GoPro qua avanti, è davvero una torre incredibile, ma c'è un traffico, guardate, tutti fermi anche a sinistra. Siamo ancora a chilometri dal centro di Dubai, dal Burj Khalifa, dalle fontane, dalla palma, quella famosa palma che hanno costruito sul mare, meravigliosa. E qui ci sono tutti i più grandi e importanti negozi di macchine di lusso, c'è Ferrari, Lamborghini, Bentley, nella strada che porta a Dubai. E Peugeot anche, date. Peugeot, un brand di lusso molto famoso. Però dall'altra abbiamo visto Bentley, Lamborghini e Ferrari. Parcheggiamo, entriamo al Dubai Mall, che sarebbe un centro commerciale ed è uno dei centri commerciali più lussuosi del mondo, e da sotto poi si esce sotto il Burj Khalifa e nelle fontane, giusto Mirko? Sì. Andiamo a parcheggiare. Comunque vedere questa zona è impressionante, non solo per dato. Parcheggio trovato, inizia la giornata a Dubai, Dado, divertiti. You made it. L'ha fatta.
E finalmente dentro il Dubai Mall, il centro commerciale, uno dei centri commerciali più lussuosi del mondo. Qua ci saranno tutti i negozi con le più grandi griffe sicuramente. Pattinaggio sul ghiaccio dentro il centro commerciale. Siamo entrati nel primo negozio, ci sono degli sconti paurosi, ci sono degli sconti anche del 70%. Sono entrato a chiedere quanto costano queste scarpe con le borchie, costano 1000 euro, ma oggi le vendono a 250 euro. E qua ci sono le famosissime gallerie Lafayette. Immaginatevi quanto potrà costare questa collana qua in mezzo. Questa parure poi, brillante, di anello, orecchini, bracciale. Qua abbiamo Cartier che ho appena inquadrato, Bulgari, Rolex, Chanel, Tiffany, tutti qua intorno. Guardate come è fatto la facciata di Tiffany. È stupendo. E dentro il centro commerciale c'è un acquario spaventoso con mante, squali forse. Sì, squaletti. Adesso mi avvicino, vi faccio vedere. È veramente un altro mondo, Mirko? È veramente una cosa fuori dal comune, è una cosa incredibile. Oggi pranziamo da Italy di Farinetti, vero Mirko? Non è più di Farinetti, ma li ha creati lui. Ma ha venduto il brand? Ah, non lo sapevo. Comunque è famoso. Wow, qua mangiamo anche discretamente, si spera. Prodotti italiani. Tutti i prodotti italiani, è un posto senza senso, Mirko. Fanno i corsi di cucina italiana. Ah, qui? Sì. Che bello. Rita ovviamente ha preso la pizza, pomodorini e burrata, io invece ho preso del pollo croccante alle erbe e una burrata con pomodorini anche io. Il prezzo è 94 dirham, ad esempio pollo croccante alle erbe 94 diviso 4 sono circa 25 euro questo piatto. Dopo, se mi ricordo ragazzi, vi faccio vedere, siamo andati in bagno io e Mirko, vi faccio vedere come sono i bagni e come li mantengono puliti. Ci sono 2 o 3 ragazzi dentro ogni bagno, ti lavi le mani e puliscono il lavandino, esce una persona dal bagno ed entrano a pulirlo tutto, tavoletta e in terra, ovunque. Perfettissimo. Ci potresti mangiare, Rita, ci potresti mangiare. Non ci ho pensato a portare la GoPro perché ho detto andiamo in bagno, invece ogni cosa è interessante e sarebbe da filmare per farvi capire la qualità e il livello di questo posto. Burrata pomodorini e pesto per me, con una cotoletta di pollo con funghi e pure. These kids want parmesan. They like me. We are Italian, not... Ok. Non è Ligure, non è Ligure. Buon appetito e viva Dubai. Pranzo da Italy squisito, mangiato molto bene, adesso usciamo, tra l'altro in questi centri commerciali ci sono 2 gradi, noi non siamo abituati, ho proprio freddo. Adesso usciamo nella piazza delle fontane famosissime di Dubai, sotto il Burj Khalifa, e poi ceneremo in un ristorante marocchino di fronte alle fontane, ci sarà tutto lo spettacolo delle fontane, il Burj Khalifa si illumina, sarà molto bello. Morendo di freddo, non mi frega più la prossima volta che dobbiamo uscire così, scarpe, calze e giacchettina.
Loro sono abituati e pensate che noi siamo 3 giorni in casa ad Abu Dhabi col clima spento. Si mettono a ridere, mica siete pazzi, loro ce l'hanno a 19 gradi tutto il giorno, sempre, non lo spengono mai, non lo spengono mai. Wow ragazzi, siamo sotto il Burj Khalifa, il palazzo più alto del mondo. Assurdo, eh? E queste le fontane dove di sera faranno lo spettacolo. Quindi ragazzi, 33 gradi, caldo pazzesco, palazzo più alto del mondo. Dado è al 7° cielo, vediamo cosa ci dice. Dado, allora il palazzo più alto del mondo, ti piace? Tra poco saliamo. Tra poco saliamo, è vero, abbiamo l'orario, alle 4 noi. Che ore sono? In Italia alle 11:50. No, sono le 3 meno 10. Sì, le 3. 3 meno 10 alle 4 se non sbaglio, adesso guardiamo l'applicazione e abbiamo l'ingresso riservato. Sarà molto molto bello di notte con tutti i grattacieli illuminati, la fontana illuminata, questo spettacolo di luci e di acqua, sarà proprio bello. Abbiamo prenotato di fronte alla piscina, questa grandissima piscina, in un ristorante marocchino e mangeremo lì di fronte. Il Burj Khalifa è stato costruito in 5 anni, chiaramente morte tantissime persone, ma qui non ci sono cifre ufficiali. 3:15, io e il cucciolotto ci stiamo apprestando, accingendo, stiamo andando a Scalare il Burj Khalifa. scalare il Burj Khalifa con gli sturacessi lì così. con le ventose. Stiamo andando a visitare e a fare un video dal 124esimo e 125esimo piano, 500 e passa metri di quota. 450. Ah. Deludente purtroppo. 450, correzione da Dato che è un professionista del Burj Khalifa, sa tutto. Sono laureato nel Burj Khalifa. Sì, c'è una laurea del Burj Khalifa, l'ha presa solo Dato. Sì. Ragazzi, 3:15, alle 4 abbiamo l'ingresso nostro, però dobbiamo presentarci 20 minuti prima, quindi siamo in perfetto orario. Adesso vi facciamo vedere Dubai dall'alto. Ci siamo, Davide sta sclerando al 7° cielo davvero. Ha detto che è una delle sue più belle giornate della vita. Vabbè, ma l'ha detto 100 volte. L'ha detto sempre. Nel Burj Khalifa io e Dado, sempre io e Dado a fare le escursioni più belle. Wow Dado! Wow Dado! Dove stiamo andando? Grazie, thank you. Controlli superati, ovviamente scanner eccetera. Beh, qua degli attentati avranno paura, Palazzo più alto del mondo. Questo deve essere lo sceicco che l'ha reso possibile, lo sceicco di Dubai. C'è scritto? Dalla terra al cielo. ...40 minuti di fila ce ne siamo fatta e forse siamo quasi arrivati agli ascensori. Adesso saranno ascensori di quelli veloci, Dato, 10 metri al secondo. Caspita, una Bugatti. Dado sa tutto sul Burj Khalifa, ha detto che gli ascensori vanno a 30 km orari, 10 metri al secondo.
Siamo pronti, Siamo dai. al 124esimo piano. Innanzitutto mi si sono stappate le orecchie. Sì. It's always been you. Noi siamo al 125esimo piano e siamo a 450 metri, significa che il palazzo continua per altri 400, cioè è già altissimo così e figuratevi altri 400, è impressionante. You gave me this courage. What torch lights my feet? It's always been you, Jesus. It's always been. In 60 anni hanno costruito tutto questo che avete visto, non c'era nulla, era deserto, qui era tutto deserto. Una megalopoli impressionante, ci sono grattacieli e costruzioni dappertutto dove guardi, in qualsiasi direzione. È impressionante cosa fanno i dollari, i petrodollari. Bene, adesso che sono qui a 454 metri d'altezza, sopra l'edificio più alto del mondo, posso salutare la mia professoressa di italiano. Ciao Giulia! Siamo scesi di un piano, siamo passati dal 125 al 124esimo piano, però siamo all'aperto e possiamo guardare ancora la torre da Il qua. resto del Burj Khalifa. Guardate quanto ce n'è ancora su. Il launch bar più alto del mondo. Siamo ancora sopra il Burj Khalifa, non vogliamo scendere, Dado non vuole scendere, c'ha la glicemia altissima dall'emozione e comunque abbiamo fatto un'altra domanda a signor Google e abbiamo chiesto quanto oscillasse, volevamo sapere quanto oscillasse la punta del Burj Khalifa, di ben 1,5 metri. Ragazzi, vi abbiamo portato anche sul palazzo più alto del mondo, spero che vi sia piaciuto, guardate che panorama. Dado non vuole scendere. 5:05 e siamo ancora qua. Siamo saliti alle 4. Sta tramontando il sole, forse possiamo vedere un tramonto su Dubai dal Burj Khalifa. Non Però male. Bisogna stare un'altra ora. Si riscende ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo decisi. Sì, sono le 14:21 in Italia. Sono le 5:30. Da qua. Adesso 36 km/h riscendiamo giù. Sì. In respect of the human spirit, respecting the city we live. Grazie Dado per avermi fatto compagnia. Grazie papi per avermi permesso di farti compagnia. Stavamo scendendo dal Burj Khalifa e Davide ha addocchiato qualche macchinetta. Mamma mia. STO. Mamma mia. Guardate questa Rolls Royce pazzesca, interni arancioni in pelle, guardate i coffi. Questa è una Corvette. Nissan Patrol 70° anniversario, vuoto, guardate che meraviglia anche questa macchina.
Dubai si è popolata sicuramente col fresco, comunque con la sera escono un sacco di persone, adesso è strapiena, si stanno accendendo tutte le luci e di notte sarà fantastico. Tutto si illumina, lo spettacolo delle fontane sicuramente sta per iniziare, lo filmiamo per voi, ma stanno iniziando a illuminarsi tutti i palazzi. Il Burj Khalifa è luccicante, guardate. Sono le 6 e dopo lo spettacolo delle fontane, molto bello, stiamo raggiungendo un altro mall, un altro centro commerciale e poi alle 7 siamo a cena in un ristorante marocchino, ma c'è tanta di quella gente che non si può camminare. Queste dicevi, Mirko? In ossa di cammello. Queste qua sono fatte, prodotte con le ossa di cammello, certo lavorate chimicamente perché sennò non si guasterebbe. Belle queste scacchiere, ma belle ragazzi anche le teiere. Mirko ha detto che se ne trovano in 2 parti del mondo, negli Emirati Arabi, in 3. No, 2 parti. In Marocco e in Sardegna. No, le hanno tolte in Marocco, le hanno portate tutte in Sardegna a Carbonia. Finalmente veri sceicchi dalla testa, dal portafoglio no. Sceicchi dal portafoglio e sceicchi Anche Dado sta bene. Sì, ma questo qua è quello che ci va Anche quando... io sono uno scecco. Fu. Alla fine mi sono accaparrato questo. Ti sei accaparrato con i soldi di papà. Ma alla fine quanto l'ha pagato alla fine? 12 euro. Siamo partiti che costava più di 28. Sì. E dulcis in fundo, per chiudere la giornata, ristorantino libanese sulle fontane. Abbiamo proprio il tavolo in acqua e Mirko c'ha i piedi in acqua. Perché puzzava. Guardate quanti piatti ci sono, guardate. Guardate che piatti particolari. Sicuramente formaggio e anguria. Ma se vuoi verdura io ti posso dare questo o tieni. È un'enciclopedia, non è... Sì, è uno Zanichelli, non è un... Davvero. Immagina che cucina devono avere per avere tutti questi piatti. Questo che cos'è, Mirko, che mi affascina? No, c'è un... Chicken, pollo. Questi qua sono i fegatini di pollo con il melograno.
Vabbè Vi ragazzi, ordino quando poi decidiamo vi facciamo sapere cosa ci siamo mangiati, perché è un'enciclopedia, guardate il menù. Guardate, spaventoso, come faranno a fare tutti questi piatti. Finiti i tempi che ti versavo il vino fresco. È il nostro tavolo sotto il Burj Khalifa che cambia colore ogni volta. Inizia lo spettacolo delle fontane. Questa si chiama? Questo qua si chiama Fatouche. Che l'abbiamo mangiato anche ieri. Sì, esatto. E questa è questo qua anguria, è watermelon salad, insalata di anguria. C'è della feta, che però può essere anche sostituita con del formaggio di capra, a seconda di dove viene fatto. E questo qua è hummus di ceci. Presentati divinamente. Divinamente. Buon appetito, Mumi. Mangia tranquilla, Mumi. Questo qua è un shawarma, che sarebbe quello che in Italia chiamano kebab. Ah, però è tagliata a pezzi. Sì, è fatto di beef, di mucca, manzo, sì. Invece lì lo abbiamo lo stesso, ma fatto col pollo. Che buoni, e questo è... E questo qua è il piatto di bello. shawarma beef non tagliato. Questo qua poi va arrotolato. E questo è il piattone di Dado. Che bello, Dado, buon appetito. Buon appetito! E questo è il mio stupendo piatto, ragazzi, guardate che costine, Ma alla fine ti hanno portato lo stesso. che bistecchine. Che buono, di agnello, un profumo, ma poi belle, devono essere tenerissime, guardate che belle. Finalmente di nuovo un buon tè. Siamo tornati con sta Finalmente un buon tè arabo. Siamo riconosciuti in molti paesi noi. Ridevo con questa storia, sempre più in alto, ragazzi, che a 2 metri. Ringraziamo tutti insieme, tutti noi della community, a Mirko per averci portato a Dubai. Grazie Mirko. Grazie Mirko. Io ho messo il pagiere. Si rientra, salutiamo il Burj Khalifa, salutiamo Dubai, è stato stupendo, per Dado una delle giornate più belle della sua vita. Adesso riprendiamo il pagerone di Mirko. Questo centro commerciale è talmente grande che c'è il computer, si scrive cosa stai cercando e ti dice in che piano è, in che zona è e in che ala è del centro commerciale stesso. P3. Ci siamo fermati al distributore, stiamo sbrodando totalmente in un Mitsubishi Pajero. Adesso vi faccio vedere quanto costa un pieno di carburante, di benzina. 58 litri, 152 dirham. Fai il conto? Diviso 4. 37,50 euro. Ciao. Ciao ciao. Mamma mia, ho rifornito in Norvegia a 2,60 euro se non ricordo male. Sono 26 Qua è a 26 centesimi. Questo è un autogrill, si chiama L'Ultima Uscita, appunto fuori da Dubai, ed è tutto in stile Mad Max, il film, il famoso film, guardate. Arrivati ad Abu Dhabi, siamo sotto casa. Salutiamo Mumi, salutiamo Mirko, ci vediamo domani per una escursione nel deserto. Buonanotte, grazie, ciao, a domani. Ciao Mumi. Ciao. Tu abiti lontano. Ciao, buona. Ciao.
aspettare.